Ciao ragazzi, abbiamo avuto qualche problemino tecnico, adesso siamo in live, aspettiamo che vi collegate pian pianino, purtroppo succede sempre così, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Allora, vediamo se riusciamo ad avvisare, ok. Oh, bene, fa piacere. C'è stato un imprevisto dell'ultimo minuto. Allora, ditemi se vedete bene la scacchiera, se mai la posiziono meglio o sposto un attimino la camera, forse così è meglio. Allora, andiamo un po' più indietro, tipo così secondo me è perfetto. Ditemi se si vede. Allora, aspetta che cambio anch'io inquadratura qua. Allora. Ok, allora ragazzi, mi state dicendo che va tutto bene? Ok, si vede, perfetto. Allora, come ho già detto prima, nella chat di prima, giocheremo coi bianchi. Col nero invece giocherà l'algoritmo, il motore di chess.com, lo metteremo a 2002 come forza, quindi sarà bello forte, quindi dovremo impegnarci tantissimo per cercare di batterlo. Come funzionerà? Noi giocheremo col bianco e a turno cercheremo di dare tutti noi una mossa, la mossa che avrà ricevuto maggiore consensi, ma soprattutto magari quella più forte, perché magari la mossa più forte non viene vista da tutti, sarà quella che verrà scelta. Non c'è limite di tempo, quindi possiamo prendercela con calma e siamo pronti per partire. Ragazzi, l'avversario è forte, non facciamo cavolate e poi magari sarebbe bello in un secondo momento andare a analizzare questa partita assieme per vedere se ci sono sfuggite delle mosse che potevano essere migliori. Va bene ragazzi, è il turno del bianco, cosa si gioca? Fatemi sapere. E4, D4, E4, per ora abbiamo una maggioranza di E4, che non è la mia preferita, ma se è in maggioranza la giocherò. Cavallo F3, E4, va bene ragazzi. Abbiamo capito che E4 vince. Ed E4 sia l'avversario, risponde con E5. A questo punto, giustamente, stanno dicendo Tommy, Talo, cavallo F3, D4 in modo aggressivo, F4 con un gambetto, cavallo F3, cavallo F3, cavallo F3, cavallo F3. Bene, andiamo di cavallo F3 perché mi sa che è la più giusta e la più gettonata. Cavallo F3 e il nostro avversario risponde con cavallo C6. Bene, dobbiamo solo decidere ora che tipo di gioco andare ad impostare. Cosa facciamo? Un alfiere C4, un alfiere B5, o giochiamo tranquilli, cavallo C3? Ditemi voi. Alfiere C4, cavallo C3, alfiere 2, alfiere B5, D4, C4 è carina, C4 è anche carina. Alfiere B5, alfiere C4. Va bene, dai, andiamo di alfiere B5, se siete tutti d'accordo, così tagliamo la testa al toro. Alfiere B5, A6, mossa di routine. Vai ragazzi, dai che questa spagnola ce la vinciamo, su. Allora, A per C, dice Christian. No ragazzi, tutti così aggressivi, tutti che prendete, veramente vogliamo cambiare? Tutti che vogliono cambiare, figo, no? Mi piace, ci sta. Ok, tutti vogliono cambiare. Io avrei giocato alfiere A4, però esiste anche la variante di cambio. Ma sì, dai, cambiamo così c'è meno pezzi, meno possibilità c'è di batterci.
Alfiere per, e lui ha catturato con il pedone in D. Fin qui è equilibrata. Proprio l'altro giorno stavo studiando questa apertura e ho studiato come in un finale di questo tipo i pedoni, la struttura pedonale del bianco ci permetterà poi di riuscire in futuro, dopo aver cambiato tutti i pezzi, a creare un pedone passato grazie al fatto che sulla colonna D non ci sono pedoni avversari. Ma questo sarà poi da vedere eventualmente più avanti, sempre se ci arriviamo al finale. Arrocco dicono tutti cavallo E5, cavallo E5 un po' non mi piace particolarmente. Arrocco D4 anche carina. Mi sa che per ora vince l'Arrocco, si è aggiunto un altro D4. Arrocco, dai, vince l'Arrocco, ragazzi, anche secondo me. Tac. E tac. Dopo l'Arrocco, ragazzi, non chiedetemi perché. No, questa qui non l'ho mai vista, F6 non l'ho mai vista, ragazzi. Potremmo catturare col cavallo, Possiamo catturare col cavallo e fare l'attacco, si chiama attacco Damiano, cavallo, pedone per, donna in H5, scacco. Ditemi se vi piace. Strano. Ragazzi, computer livello 9, non so perché ha fatto questa. Tenete conto che ora faccio il figo, catturiamo qui, però è comunque un computer, quindi anche cioè, andare con un pezzo sotto, forse, non so, D3 è un po' passiva, piuttosto D4. Cavallo per E5 è figa, ragazzi, ma è un computer. Se veramente vogliamo perdere un cavallo contro il computer, ditemi voi. Questa la ragioniamo bene, D4, io giocherei più D4, però ditemi voi, ragazzi. Torre 1, stanno consigliando anche Andrea Bonomo. Sono ispirato da questa, però, ripeto, è un computer, ha tutte le mosse del suo repertorio. Mi sa che qui D4 è meglio, ragazzi. Sentite lo zio Christian. Poi gliela facciamo pagare in futuro quella debolezza lì. Ah, hai capito cosa ha fatto? Perché ha giocato F6? Perché non teme più di tanto la debolezza sulle case chiare perché non abbiamo più l'alfiere campo chiaro. Sì. Sì. Allora, ragiono ancora qualche secondino, mi metto più dal vostro lato così riesco a vedere bene la partita. Sì, no, purtroppo non avendo più l'alfiere Campochiaro, una volta fatto il cambio sacrificio su questo pedone e donna in H5, non abbiamo il classico supporto dell'alfiere C4 per poter attaccare su F7 e creare attacchi considerevoli. Quindi io questo F6 la considero come una trappola a tutti gli effetti, ragazzi. Quindi mi piaceva D4 e giocherei proprio D4. Fammi vedere se ci sono controindicazioni, ma penso proprio di no. Su D4, su D4, vai, si va di D4, ragazzi. Tac. La mossa più odiata dagli scacchisti. Mamma mia, quanto è odiosa questa. Quanto è odiosa questa. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare in queste condizioni. È scontata, molto scontata, ma insomma non è mica, perché se noi ora giochiamo H3 e lui ci prende il cavallo, noi siamo costretti a prendere di donna e ci cade il pedone in D4. Quindi così scontata non è. Consigliano donna D3, H3 C3,
C3 è carina, C3 è carina. Sì, H3 si rovina la struttura. Spinta in D5 addirittura. Pensiamola bene, Qui con F6 C3, sì ragazzi, sono sempre più convinto che C3 sia la mossa giusta. H3 purtroppo non va bene adesso. Dopo sicuramente si giocherà H3, però adesso ragazzi giochiamo C3. Giochiamo C3. Tac. E dopo C3 alfiere D6. Ok. Alfiere D6. Adesso dobbiamo portarci un pochettino avanti con lo sviluppo e il prima possibile, secondo me, dobbiamo giocare anche cavallo in BD2, così ci togliamo anche dall'inchiodatura, però prima sarebbe bene forse tirare fuori l'alfiere Camposcuro, che attualmente è l'unica casa che vedo disponibile, alfiere in E3. Vediamo un pochettino cosa dite. Alfiere 3, cavallo E2, torre 1 dicono anche. Torre 1 è carina, eh? Antonio, cioè torre 1. Alfiere 3. Alfiere 3. Mi sa che è carina alfiere 3. Torre 1, cavallo D2, torre 1, alfiere 3. Alfiere 3 è carino. Dice Antonio che A3 chiude il nostro pedone che attualmente è indifeso. Sì, non è un problema, Antonio. Lo si può poi difendere con un cavallo in BD2, secondo me non è un problema. Non è un problema, secondo me. Torre 1, infatti, l'alfiere B3 è più veloce nello sviluppo. Più che altro, grazie a quella catena di pedoni, non sappiamo dove mettere l'alfiere Camposcuro. O a meno che non andiamo a fare qualche tamarrata e l'alfiere lo andiamo a sviluppare in A3. Però, dopo il cambio di alfieri, gli andiamo a mettere a posto la struttura pedonale del nero, quindi, secondo me, di perdice tono. Torre 1, no, alfiere 3. A questo punto mi sa che alfiere 3. Alfiere 3. Andiamo di alfiere 3, E andiamo di alfiere 3. Vai. Ok, vediamo come risponde il nostro avversario. Giustamente si deve sviluppare anche lui per completare l'arrocco. Ragazzi, lo vedete anche voi? Questa diagonale libera? Così a distinto vi viene subito un donna B3. Adesso se la ragioniamo bene, Sto qui vuole arroccare, però giustamente c'è il cavallo lì. C'è il cavallo lì, però questa gli impediamo l'arrocco con questa. Vediamo un po' se vale la pena prendersi l'impedonatura. Adesso le ragioniamo tutte. Le ragioniamo tutte. Allora, H3. Se noi ci prendiamo l'impedonatura, spostiamo il re, torre G1. Donna B3 è carina, vero? Giustamente, come dice Antonio, se ci cambia il cavallo ci distrugge la struttura pedonale, ma pensavo eventualmente ad una cosa di questo tipo. Lui ci prende il cavallo, noi prendiamo col pedone, spostiamo il re in H1, mettiamo la torre in G, però in effetti non è la cosa più bella di tutte. Apriamo la colonna, dice Vaylor, donna B3, B4 è forte, fammi vedere B4. B4 purtroppo
ci va a creare ulteriore debolezza su case bianche e non abbiamo l'alfiere Campochiaro, quindi farei molta attenzione a giocarla. Cavallo di 2 dice semplicemente Francesco, e forse tutti i torti non ce li ha. Il problema è che se facciamo cavallo di 2 e poi donna B3, quello lì ha già arroccato. Era bello togliergli l'arrocco. Oddio ragazzi, c'è anche da dire che magari adesso noi facciamo tutto sto cinema per impedirgli l'arrocco, poi lui alla prossima gioca donna di 7 e fa arrocco lungo e noi abbiamo distrutto la nostra struttura per nulla. C'è anche da dire questa ragazzi, lui può fare anche l'arrocco lungo e poi dopo lui attacca sull'ala di re e noi abbiamo l'ala di re, l'arrocco sguarnito. Allora. Giustamente donna B3 dice Luca, attacchiamo anche su B7. Cavallo B di 2. Donna B3, cambio, donna C8 no, giocherà anche B5 si può giocare, B5 e poi ci possiamo piazzare, non lo so ragazzi. Non lo so ragazzi, questa è interessante. Donna B3. Donna B3 è quella che dite voi, E allora se donna B3... sa che donna B3 è quella che è più utilizzata. Ci prendiamo l'impedonatura, ragazzi? Poi dopo l'impedonatura spingiamo in F4. Con preparazione. Con preparazione. Ragazzi, non so cosa dire. Vai, donna B3. Vaffanbagno. No, dai, donna B3 ci prendiamo l'impedonatura da principianti, però, ragazzi. Ragazzi, ci prendiamo l'impedonatura proprio, cioè gli andiamo su un piatto d'argento. Ragazzi, cavallo BG2, dai, facciamo i coscienziosi. Cavallo BG2, tiene questo pedone, tiene questo, alla prossima arrocca. Noi comunque giochiamo donna B3, ci teniamo questo controllo sulle case chiare. Io direi cavallo BG2, ragazzi. Sì, dai, mi sembra la più giusta, dai. Poi dopo la analizziamo anche la variante con donna B3, cavallo BD2. E il nostro avversario gioca, attenzione, cavallo G6. Cavallo G6. Cavallo G6. Allora, qual è l'idea di cavallo G6? Perché questo è quello che bisogna capire. L'idea di cavallo G6, che caspita di idea c'hai? Perché se, tra l'altro, cavallo G6 impedisce anche questo tipo di ritirate, quindi è strana come mossa. G3 dicono no ragazzi, G3 no, indebolisce H3 è carina. Vuole proteggere il re, dice. Sì, in realtà è strana come mossa. Probabilmente vuole entrare qui col cavallo. Se entra lì col cavallo non è... In effetti qualcuno aveva suggerito G3, non era male, Se entra qui col cavallo, sapete che non è proprio male, Allora. H3, torre 1, vuole cambiare il cavallo.
Allora, se adesso noi giochiamo H3, lui sicuramente prende il cavallo, noi possiamo andare a quel punto senza paura, anche di donna, anche di donna. Cavallo in H4, no? Cavallo in H4, carina. Carina cavallo in H4. Bravo Luca, non l'avevo visto. Cavallo H4. E anche il cavallo in F5 rompe, ma proprio di bestia rompe. C'è da dire che dopo che giochiamo H3, lui cambia, noi andiamo sia di donna o che di cavallo e poi viene qua, non possiamo permetterci quest'altra spinta, perché questo poi rimane sotto. Quindi prima di giocare H3 bisogna fare molta attenzione. Computer è chess, il computer di chess. Questa è da ragionare bene. Questa è da ragionare bene. Si prepara la spinta in F5 con il pedone. Ragazzi, ma se giocassimo, se ce ne infischiamo di sta mossa e giocassimo la nostra donna B3 che l'abbiamo tanto decantata, l'abbiamo sedotta e abbandonata. Donna B3 e vaffanbagno, togliamo anche la donna dall'inchiodatura. D per E5, D per E5, sì, ci potrebbe anche stare. H3, H3, boh, c'ho un po' paura di H3, perché poi una volta che si mette il cavallo veramente in F5 come lo schiodi da lì? Non ci abbiamo, cioè non abbiamo possibilità di schiodarlo, quello è il problema. Donna B3, donna B3. Proviamo donna B3, ragazzi. Ditemi se vi piace la giochiamo, o se no l'alternativa più gettonata era H3. Donna B3 è carina. Vai, vai. Sì, no, neanch'io. Vai, donna B3, vaffanbagno. Sbam. Ok. Torre B8. A quanto pare non ci stava a perdere questo pedoncino. Siamo un po' punto da capo. Intanto gli avevo impedito l'arrocco corto. Ed è cosa buona e giusta. Allora. H3, donna B3, H3. Piuttosto che giocare H3, giocherei G3 per impedire entrate di cavallo. G3, hai ragione, G3 è buona, G3 più la vedo più mi sembra buona. All'inizio mi credevo che fosse una debolezza. G3. Però sai che G3, su G3 gli regaliamo questa. Ma proprio gliela regaliamo. Dato che tanto lui non arroccherà, quindi quella torre maledetta rimarrà sulla colonna H. Vediamo un po'. Torre di 1. Torre di 1, ci andiamo a mettere la torre sotto inchiodatura. Sai che non mi piace particolarmente. Torre C1. Vediamo. La cosa divertente è che all'inizio eravamo tutti d'accordo sulle stesse mosse, adesso invece
Non so, giustamente la posizione comunque è complicata, eh. Intanto abbiamo questa bellissima donna qui e nessuno ce la toglie. Cerca di cambiare l'alfiere, case bianche, visto che sono deboli. Ma il problema è che non ci abbiamo il nostro di alfiere. Cambio pedone, prepariamo la spinta D5 con C4. H3. H3. H3, cambio, noi catturiamo con l'altro cavallo. E niente, lui si inchioda col cavallo in F5, ragazzi. E dopo? E dopo che si è messo col cavallo in F5, in F4, scusate, che facciamo? Ignorantissimo donne 6. C'è l'alfiere, purtroppo. No, se no sarebbe stato prendere in considerazione, purtroppo. Allora, ragazzi, vabbè, dai, ragazzi, qui se no si fa notte, si fa notte. Qui possiamo giocare H3, G3. Gio dice che se vinciamo mi dona 5 euro. Ragazzi, vinciamo assolutamente. Spinta di 5 per liberare l'alfiere è brutta. Spinta di 5 per liberare l'alfiere. Più che altro gli liberi l'impedonatura, però non è male. E se lui spinge il pedone... No, non è strana, è strana. D per E5 mi dicono. D per E5, apriamo il centro, cosa succede? Cattura di cavallo, cattura di cavallo. Ci facciamo un H3, ragazzi? Tanto H3 prima o poi mi sa che era da fare, dai. Ragazzi, ditemi se vi piace H3, così si gioca. Donna vista. Teniamo il cavallo da F3. Sì, e ce lo cambierà lui probabilmente. H3, dai ragazzi, H3, va bene, va bene. Ho solo paura di questa. La farà poi sicuro. H3, via! No, ci ha sorpreso tutti, ragazzi. Vuole tenere l'alfiere Campochiaro e ci ha sorpreso tutti. Ci ha sorpreso tutti. Adesso secondo me è da considerare bene il cambio, eh? Adesso ci pensiamo bene. C'è anche questa, no, questa qui in realtà no, perché gli andiamo a sistemare la struttura pedonale. Però vediamo un po' come fare. Potrebbe essere interessante anche questa manovra per poi piazzare il cavallo qui e andare giù cattivissimi con F4. Però dobbiamo essere tutti d'accordo e a parte che indeboliamo tantissimo la struttura dell'arrocco così, ma proprio tanto. Però per il momento non lo so, vediamo un po' com'è questa qui. Che problemi ha G4, Luca? Purtroppo G4 indebolisce troppo, indebolisce troppo la struttura. Torre in A in D1, potrebbe essere. Chi è che l'ha suggerita? Gianluca. Buona, questa me la vedo bene. Cerchiamo di capire che cosa farà il nero, cioè che cosa fa ora il nero? Non può roccare, può che cacchio può fare?
può mettere questo solito cavallo qui, può... Che cosa fa? La donna dove può andare? La donna andrà qui. Strano come gioco. Donna per E, poi A7, cavallo H2 addirittura. Cavallo H2, un po'. Sarà il cavallo in HC, in H4, no, H4, poi H5, H6. Un po'. Però poi mi sa che ci ritorna con l'alfiere qua, dopo H4. Possiamo tentare questo cambio? Ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questa. Ditemi cosa ne pensate di questa. O se prima di fare questa volete fare questa, o se no si gioca subito e non si fa dopo. No, Tona, non è per niente basso. Prima torre, dice Michele. D5, subito il cambio. Se fai il cambio, prima metti la torre in D1. Secondo me il cambio è buono, D1 e poi cambio. Mamma mia, ragazzi, è discordante questa. È discordante tanto questa. Non riusciamo a essere tutti. Cambio. Va bene, dai, andiamo di torre. Ma tanto lui poi comunque la donna la sposta qui, quindi secondo me c'è tutto il tempo poi di giocare torre. Magari si scopre che la mossa giusta poi sarà fare questa. Quindi cambiamo prima, va? Buonanotte. Andiamo di cambio. Si cambia? Torre, continua a dire torre. Cavallo C4. Cavallo C4, secondo me se si fa dopo. Niente ragazzi, questo è discordante. Cambia. Vabbè ragazzi, decido io in questo caso, visto che mi sembra che siamo tutti un po' di qua e un po' di là. Facciamo il cambio, va bene? Tac. Tanto il computer sta giocando in modo strano, molto strano. Cambio di pedone, ragazzi. Cambio di pedone, questa è shock. Questa è shock. Ora sì che è molto bella questa. Questa ora è molto bella. Però adesso le dobbiamo pensare con calma tutte, Shock. Questa è shock, ragazzi. Questa è veramente shock questa mossa. Col pedone non ci avrei mai giurato. Alfiere A7? Vabbè, no, ma sapete che non mi piace tantissimo Alfiere A7. Tanto poi una volta che sposta la torre, noi abbiamo un alfiere che poi, che ne so, sposta la torre qui e poi ce ne dobbiamo andare questo alfiere, perché sennò la prossima gioca questo e ce lo intrappola. Perdiamo una mossa e tocca a lui. No, secondo me questa no, ragazzi. Cavallo G5, cavallo G5, per questo, cavallo G5, fammi vedere, non è male, fammi vedere questo cavallo G5 che ora ci penso bene, non è male. Cavallo G5, cavallo G5, e lui cosa può giocare? Può giocare carina cavallo G5. Ragazzi, in che modo può difendersi? Può giocare donna E7, cavallo E5, donna E7, carina, questa adesso la prendiamo in considerazione. A me piace molto questa e credo che sia molto buona.
in più prepara finalmente, però cavallo G5 adesso la pensiamo. Cavallo G5, donna in E7, e poi non si capisce cosa possiamo fare purtroppo. Dopo questa non si capisce in che modo possiamo continuare il nostro attacco purtroppo. Cavallo C4, cavallo C4, alfiere A7 e donna B7. Ragazzi, c'è un detto di Capablanca che dice: se per prendere un pedone impiegate più di 2 mosse, non prendetelo, pensate a svilupparvi. Questo pedone qui, secondo me, non, cioè proprio no. Questa proprio no. Anzi, a parte che la donna è qua. Secondo me ci andiamo a imbottigliare la donna e l'alfiere per niente. Secondo me, guarda, siamo veramente in una posizione buona. Questa qui, alfiere a 7, secondo me no. Cavallo C4, torre 1. Alfiere G5, no, mi sa che parerebbe con alfiere E7, cavallo C4, torre 1. Allora, andiamo di... c'è anche torre D1, c'è anche la nostra torre di D1, c'è sempre cavallo C4. Allora, iniziamo a fare una cernita, ragazzi. Quanti per torre D1 e quanti per cavallo C4? Così decidiamo un po'. Torre D1, cavallo C4. Siamo sempre alle solite, purtroppo. Sapete qual è il problema? Sto pensando di torre D1. È questa. E dopo non possiamo più andare qui, saremo costretti a fare una roba di questo tipo. Cavallo C4. Infatti, no, diceva giustamente che su questa c'è questa. Al che dobbiamo, per esempio, o cambiare o addirittura fare questa e fare pressione su questo punto, ma in futuro lui potrebbe anche tranquillamente spingere e ci troviamo un cavallo che non sa neanche dove sta di casa. Però non è male, non è male come posizione. Vogliamo fare torre di 1? Facciamo torre di 1, ragazzi. Cavallo C4. Vabbè, dai. Facciamo torre di 1 per stavolta. Torre di 1. Torre di 1. Sì, dai. Torre in A. Torre in A va in D1. Vediamo se è meglio muovere l'altra torre, ma credo proprio di no. Torre in A va in D1. Vai. E infatti ci ha fatto B5, ragazzi. Ci ha fatto B5. Possiamo più giocare cavallo lì. Vediamo come continuare.
Allora, cavallo G5, C4, allora, cavallo G5 non è male, sto pensando a cavallo G5, donna E7, e a quel punto potremmo pensare di andare giù cattivi con roba di questo tipo. Vediamo se regge la situation. No, non regge per niente. Scusate, ma da questa inquadratura vedo la scacchiera veramente, veramente male. Dopo donna E7, quel cavallo lì che fine gli facciamo fare? Rimane lì? Aspettiamo che lui gioca a H6 per indebolire la struttura? A4 consigliano, A4 con l'idea di andare qui? Perché A4 e cambio lo aiutiamo sempre. Alfiere G5, cavallo G5 sposta il regino e spinta pedone C4. Ah, carina, carina, carina. Carina, carina, carina. Carina, bella, bella, bella questa. Bravo Gabriele, bella, bella questa. Diceva cavallo G5, spingo qui, la torre non è più protetta dalla donna, C4, non può cambiare altrimenti perde la torre, ed è carina perché in futuro si può sostenere anche in futuro questa. Questa è carina, ragazzi, questa è bella. Cavallo G5, è carina. Certo, c'è anche questa. Ma questa intanto qui, c'è anche questa, dopo donna E7. E cambiamo gli alfieri, si gioca con i cavalli. Allora, possiamo giocare cavallo G5, ragazzi? L'accendiamo? Cavallo G5 la possiamo accendere. Pedone al centro della scacchiera è un punto di forza. Infatti adesso lo annientiamo noi. Cavallo in G5. Ragazzi, mi sembra che eccolo qui, gioca donna E7. Questa posizione qui la valuterei molto bene, da parte del bianco, quindi io penso che stiamo giocando bene. Adesso vediamo un attimino come fare. Se C4, che in effetti qualcuno diceva che C4 ti permette di arroccare, vediamo se è buona, perché in effetti C4 permette al nero di giocare l'arrocco. Vediamo un pochettino. Andrea, cavallo C4. Cavallo C4, analizziamola, vediamo. Cavallo C4, carina, carina. Con l'idea di cambiare l'alfiere, cavallo C4. Alfiere, cavallo C4 è bella. L'idea è quella di cambiare l'alfiere? Cavallo C4, carina, carina, carina. Cavallo per H7, addirittura cavallo per H7, no, mi sembra che non ci sia nulla di che. Con cavallo C4 gli togli l'impedonatura, sì, in effetti sì. È anche vero che poi quel pedone qui sarebbe un punto di attacco, noi abbiamo già anche la torre, quindi tac, tac, cambio e non ci resta poi altro che andare a fare questi giochi qui e potrebbe essere buona, potrebbe essere buona per noi. Potrebbe essere buona.
cavallo C4. Cavallo H7, mangia di torre, donna scacco in G7. No, ragazzi, c'è qualcosa che... Mangia di torre, donna da scacco in G7. Come fa donna da scacco in G7? Allora, fine G3, G8. Ma sta si vede il cavallo C4, non è male. Cavallo C4, ragazzi. Cavallo C4. L'altra possibilità, cavallo C4, qual è? C4 però non è così carina. Non è così carina. A4, donna F7, addirittura. Danny, non si può fare la tua mossa, purtroppo. La donna non ha modo. Vai. Cavallo C4. Ragazzi, ma stiamo guardando la stessa partita? Come fa la donna bianca ad andare in G8? Come fa ad andare in G8? Ah, in G8 qua, scusate ragazzi, scusate, sono fuso come pochi. G8, non G7, ero convinto G7, quando uno c'ha una convinzione, G8. E se lui non ci mangia il cavallo? Se lui non ci mangia il cavallo, che cosa può fare? Carina questa, ragazzi, bella, bella. Carina questa. Che cosa può fare il nero dopo questa? Può fare... Può fare... Questa? Sì, in effetti gli liberiamo anche la colonna. Se fa questa, che poi tende questa, noi siamo costretti a ritirarci di cavallo, ci fa questa. No, non funziona ragazzi. Purtroppo non funziona. Era carina, però non è detto che mangia, se non mangia so cazzo. Ragazzi, andiamo di cavallo C4. Cavallo C4. Sono una serie di mosse strane, ragazzi, questa non l'avrei mai detta. Ok, ok, va bene. Ok, cosa fa? Cosa facciamo? Cambiamo il cavallo e raddoppiamo le torri sulla colonna centrale. Credo che sia un piano semplice, ma allo stesso tempo efficace. Ragazzi, io propongo cambio e raddoppio di torre. Chi è con me per prendere l'alfiere? Sì, vai. Vai, tutti molto aggressivi. Si cambia. Vai. Cavallo per D6. E chiaramente pedone per D6.
Oh, bene. Abbiamo già una bellissima torre, possiamo vedere ora cos'altro fare. Allora, cavallo a 5, no, cavallo a 5 non è possibile. Torre di 2, vediamo un po'. Torre per D6, c'è qualche tatticismo che non ho visto? C'è qualche tatticismo che non ho visto? Donna B4, donna B4, mi dicono anche C4, cavallo E6 purtroppo non è possibile. Pedone a 4. Se raddoppiamo le torri, ragazzi, se giochiamo una semplice, questa qui, alla fine quel pedone lì come lo può difendere? L'unica cosa che devi fare è spostare l'alfiere, il che ci rompe le scatole a noi, e poi giocare questa. Vediamo un pochettino. Volete sacrificare la torre qui? Mamma mia, ragazzi. E poi come la mettiamo nuova? Con una torre in meno. Perché una volta che la donna poi nostra è andata qui, non possiamo più spostare l'altra torre. Alfiere in B6, carina alfiere B6. No, purtroppo no, c'è il cavallo che dobbiamo tenere. Torre F va in E1, torre in F va in E1. E6, c'è la forchetta di cavallo. C'è la forchetta di cavallo. Cavallo in F7. Però ho paura che quel cavallo lì poi non... quel cavallo lì una volta che nell'angolino non lo ripigliamo più. Questa è proprio la mia paura, onestamente. Torre di 2. Alfiere a 3. Ragazzi, facciamo torre di 2, un po' di pareri discordanti. F4, vediamo un po' F4 com'è. F4, carina F4. Tra l'altro è anche molto aggressiva perché alla prossima, se non cambia, possiamo addirittura anche avanzare. Carina F4. Sì, torre di 3. F4 sguarnisce... F4 è aggressiva però, F4 è carina. Donna 3, dicono dalla regia, donna 3, e dopo questa... Ragazzi, F4 mi piace? F4 è carina, è un po' tanto aggressiva e ci scombussola tutto l'arrocco, ma Paolo dice no, che non gli piace. C'è da dire, ragazzi, che dopo questo cambio qui, poi abbiamo questo da difendere. È vero che lui non ha ancora arroccato, tra l'altro ha mosso questa torre,
lì deve ancora arroccare, finché abbiamo il cavallo qui è una garanzia. Possiamo provare F4. Perdi il cavallo con F4. Perché si perde il cavallo? Mangia di cavallo con F4. Torre di 2, F4 troppo. Sì, dai ragazzi, andiamo giù normali. Facciamo un torre di 2 e buonanotte. Qualcuno mi ha suggerito anche torre di 3. Torre di 3, sai perché non mi piace per queste cose qui. A parte che noi ce ne andiamo via con la donna, però torre di 2, tanto l'alfiere non penso che da qui debba scappare nell'immediato, quindi giocherei torre di 2. Cavallo H7 e donna G8 abbiamo già visto prima che non funziona, ragazzi. Cavallo H7, se non prende 9. Vai, torre di 2, ragazzi. Torre di 2. E fu così che persero la partita. H6, oh, finalmente questa era la mossa che volevamo. Ora, è vero che alla prossima lui ci gioca questa. Questo è poco ma sicuro, perché adesso dobbiamo fare ritirata di cavallo e ci rompe le scatole tanto. Ma è anche vero, ragazzi, che si è indebolito tanto. Ora è vero che non abbiamo più l'alfiere Campochiaro, però secondo me questa è una vittoria. Questa è una vittoria. Allora, ritirata di cavallo è la migliore. Mi sa che non c'è altro. Ditemi, ditemi se non c'è altro, ma la ritirata di cavallo è veramente la migliore. Cavallo F3. Ciao Gianluca, vai, vai, che qui c'è solo da imparare. Cavallo H7, addirittura. Va bene, dai, facciamo la ritirata, facciamo la ritirata. Cavallo F3. E come detto, purtroppo ora si è liberata questa mossa. Con alfiere 6, con alfiere 6, purtroppo, cosa facciamo? Allora, vediamo un pochettino cosa fare. Raddoppiamo le torri. Ah no, a parte che c'aveva la donna sotto, ragazzi. E tra l'altro, altro piccolo particolare, se adesso giochiamo questa, lui fa questa e noi possiamo fare questa. Ok. Ok, ok, ok. Un C4 è troppo rischiosa. Donna 3, mi sa che è un po' troppo difensiva. Donna 3. Paura che poi la donna non se ne va via più da qui. Possiamo andare con la donna in C2. Ditemi se per voi è meglio C2 o A3. Io credo che sia meglio C2. Donna 3, donna C2, donna D1, subito D1. Io ci piazzerei l'altra torre qui. Aspetterei prima di fare donna D1. Dai, C2 va bene. Donna C2.
A Rocco, ragazzi, non ci posso credere, finalmente ha fatto la Rocco, ragazzi, gli abbiamo permesso la Rocco, qui abbiamo sbagliato qualcosa. Qui abbiamo sbagliato qualcosa. E vabbè, dai, ragazzi, adesso mi sembra normale raddoppiare le torri. Giusto? Vediamo se c'è qualcosa di strano, ma mi sa che adesso bisogna raddoppiare. Chi vota per il raddoppio? Si chianta l'alfiere così in modo aggressivo. E dopo lo analizziamo, quella con cavallo H7. Raddoppio. Questo se... hai ragione che non vedi le lettere. Il problema è che ho paura che spostandola più in là poi sia tutto meno... No, infatti, guarda che casino che sto facendo. Tac, ecco, così forse è un po' meglio. Ecco, bene. Raddoppio, dai, andiamo di raddoppio. Se raddoppi non perdi il cavallo, fatemi vedere ragazzi, e qui c'è il sacrificio di torre. Chi è quel santuomo che ha detto che perdiamo il cavallo? Luca, ci hai salvato da una possibile disfatta, Luca. Dopo questa c'è questo bellissimo sacrificio. Non è bella, non è bella questa. C'è il sacrificio, ragazzi. Fatemi calcolare bene il sacrificio. Torre per cavallo, pedone, alfiere. Dopo l'alfiere, cavallo H2 per togliere il cavallo da lì, e poi spingere F4, no, non si può ancora giocare F4. Cavallo H2 e poi quel cavallo che cosa fa per il resto della partita? Allora, donna di 1 è triste ma protegge il cavallo. Ah, beh, in effetti donna di 1... Ah, però ragazzi, donna di 1 perdiamo questo, mi sa, definitivamente. Allora, cavallo H2. Ragazzi, bisogna togliere quel cavallo da lì, cioè non possiamo veramente ignorarlo. Cavallo H2 sembra bruttissima, ma è l'unica, perché se lo mettiamo in E1 è peggio ancora, secondo me. Chi vota cavallo H2? Torre di 5, cazzarola, torre di 5 è suicidio, secondo me, giusto. Non perdiamo niente perché poi dopo B3 c'è la torre che attacca l'alfiere con donna di 1. B3... Ah, giusto, hai ragione. C'è anche donna di 1, hai ragione. Scusami, ma purtroppo io sono messo di lato e vedo la scacchiera di lato e non... molte cose non le vedo. Giusto. Donna di 1, torre di... Ecco, ragazzi, io direi decidiamo fra donna di 1 e poi prima o poi qui dobbiamo fare qualcosa, oppure cavallo in H2. Decidiamo fra queste due. Non gli permettere al filo bianco che attacca la torre in F8, in F1. Ragazzi, c'è anche questa, questa è bruttina, che sfrutta proprio tutte poi le nostre debolezze più recondite.
Mamma mia, ragazzi, mi sa che stiamo morendo pian piano, però cavallo H2, don di un... Cosa devi fare prima e hai perso un tempo. Torre 1, cavallo 1, vite. Cavallo, dai ragazzi, facciamo cavallo, Facciamo cavallo, chi si è visto si è visto. Facciamo cavallo, bruttissima, bruttissima, ma è la meno peggio. Vai. Siamo passivi molto. Torre in D8. Vediamo se adesso possiamo fare sto caspita di raddoppio che è il nostro sogno da una vita, di fare sto raddoppio, e ogni volta c'è sempre qualcosa da fare. Si raddoppia? Ragazzi, poi io ho paura che qui, prima o poi, dobbiamo fare qualcosa per questo qui. Allora, questa mi sembra veramente brutta, che indeboliamo ancora di più le case bianche. B3 può essere una buona soluzione. Ok, pedone A4, B3, alfiere B6. Fiere B6 è carina. Fiere B6 è carina. Torre D1 raddoppia e poi B3. Si raddoppia, ragazzi? Si va cattivi di raddoppio? Prima raddoppio, poi ho subito B3. B3 o raddoppio? B3, dicono. B3. Vai di B3. Dai, togliamoci questa preoccupazione subito e buonanotte, B3. Dopo B3, lui ci gioca. Ta 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 ta, la tanto temutissima dalle prime mosse. Cavallo F4. Cavallo F4. Ora c'è un possibile sacrificio qui. Vediamo se questo sacrificio è concreto, se ci può fare paura in qualche modo, oppure no. No, mi sembra che il sacrificio, anche se va di alfiere, mangiamo di pedone, cavallo scacco, il re, mi sembra che non ci siano troppi problemi. Volete cambiare, ragazzi? Volete cambiare l'alfiere per il cavallo? E poi quel pedone lì che non lo schiodi più. Poi sei costretto tipo a fare cose di questo tipo? Oddio, cioè rende la posizione molto 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 piatta. Si potrebbe anche fare, Si potrebbe anche fare. Ditemi voi. Mettiamo i pezzi a posto. Questo è qua, questo qua. Io comunque vado di raddoppio. Tanto io credo che ci sia sempre tempo poi per cambiare il cavallo. Quindi ragazzi, torre che raddoppia, vi piace di più? O cambio? Ditemelo voi. Ah. Raddoppia, dice Federico. Cambio, via il cavallo, cambio. Guarda quanti cambi che vogliono fare. Infatti, possiamo anche cambiarlo dopo, ragazzi, il cavallo, Non è un problema. Raddoppiamo? Vai, vai.
Raddoppiamo? Vai. Vai ragazzi. Raddoppiamo, via. Sì, dai. Bam. D5. 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 Allora, mi sa che qui cambiare è quasi obbligatorio. Cambio, poi cambiamo anche il cavallo. Ragazzi, qui cambiamo tutto. Ragazzi, che cosa facciamo? Cambiamo col pedone, cambiamo il cavallo. Cosa facciamo? Rendiamo la struttura più solida, tipo questo, fammi vedere, questo, poi si va con la donna, piazza l'alfiere, no, G3 non va bene purtroppo. Cambiamo il cavallo, ragazzi, cambia il cavallo, c'è anche donna per 5, dove? Non cambiamo. Quindi cambiamo il pedone o cambiamo il cavallo? Pedone o cavallo? Scrivetemelo qui, ragazzi. Pedone, cavallo, pedone, 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 cavallo. No, il pedone poi arriva a attacco doppio su G2. Sì, sì, ma tanto poi cambiamo il cavallo. Vabbè, dai. Andiamo di cambio. Cambio di pedone, ragazzi, Aspetta, cambio di pedone. Aspettiamo. Cambio di pedone e ci troviamo così. E qui so problemi, Cambio di pedone e ci troviamo così. Se non va di alfiere, potrebbe andare anche di alfiere che sarebbe molto buona. A questo punto noi cambiamo. Sapete che cosa mi piace a me? Togliere questo cavallo ora. Prendiamo il cavallo, ragazzi. Prendiamo il cavallo. Sembra che sia la cosa giusta da fare. Via. Torre. Purtroppo adesso siamo in difesa, Sicuramente adesso andrà a raddoppiare le torri sulla colonna F. Ragazzi, facciamo la patta, vediamo se l'accetta. Vabbè, ormai siamo arrivati fino a qui, si va avanti. Si va avanti. Allora, ragazzi, abbiamo bisogno di un piano. Facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa, ragazzi. Torre di 3 dice torre di 3 e se perdiamo... ok, no, torre di 3 non può catturare il pedone. Torre di 3 con l'idea di andare in F3 e rimettiamo in gioco il cavallo. Carina, carina torre di 3, questa manovra, carina. C'è il rischio di donna G5. Donna G5, ragazzi, la dobbiamo considerare. Infatti torre di 3, donna G5, possiamo mettere anche... carina, torre di 3 mi piace. Torre di 3 mi piace. F3. F3 purtroppo c'è sempre questa, con entrate, sacrifici. Torre di 3. No, non perdo E4 perché guadagniamo un pezzo, perché abbiamo il raddoppio delle torri.
Torre di 3 è carina. Cavallo G4, perdiamo un pedone. G3 perdiamo. Ah no, cazzo, ragazzi, aspettate. Cioè, in tutto questo, no, hanno ragione, ragazzi. C'è questo pedone sotto attacco da parte della torre. Cioè, ora stiamo vedendo tutte le cose, ma c'è la torre che sta attaccando, questa torre qui che sta attaccando questo pedone. Ragazzi, abbiamo un pedone sotto, cioè, mi sono reso conto adesso. Abbiamo il pedone sotto, ecco perché mi dicevate tutti F3 e cose varie. Donna D3, se cattura di torre, catturi di donna? Vuoi dare la donna per le 2 torri? La perdiamo sicuro, contro il computer proprio la perdiamo sicuro. F3 forse. F3 è debole però, mamma mia se è debole. Torre E3. Torre 4. Cavallo F3 torna in gioco. Cavallo F3 torna in gioco, che cosa fa? Forse F3, ragazzi. Torre 1. Allora, mi sa che F3 vince, Mi piace F3, ragazzi, la giochiamo? Beh, poi dobbiamo solo capire come difenderci bene, F3 poi sicuramente Re H1. Cavallo G4 è la migliore, dice Francesco. Vediamo se ci siamo persi qualcosa. No, F3. F3. No, io sono convinto che ormai che bisogna giocare F3. Vai, ma infatti probabilmente si giocherà F3. Ero solo curioso di sapere perché cavallo G4 era la migliore, ma così su 2 piedi. F4, cambio di alfiere, cambio, pedone, torre. Non è male, che cavallo G4. Se va così, se va così come abbiamo in mente noi. Cavallo G4. E se gioca H5, per esempio, possiamo prendere questo pedone. Vedi il cavallo G4 non è male. Ci sono controindicazioni a cavallo G4, ragazzi? Cavallo G4, alfiere per, pedone per. Dopodiché entrare. Che gli lasciamo un po' di spazio ad est. È vero anche che ci liberiamo di quel cavallo lì, Questo tu dove eri qua. Tu dove eri qua. E tu eri qua, così. Giusto? Mi è rimesso a posto bene, ok. Ragazzi, dai, andiamo. Non so. F3 o cavallo G4. In base a quello che dite voi, io muovo. Decidiamo, F3 o cavallo G4?
F3, 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 cavallo G4, G4, F3, vabbè dai ragazzi, F3, ci sono più F3, andiamo, niente dai, poi ci sarà modo di analizzare anche le altre. Torre C8, probabilmente per togliersi da questa lunga, questo lunghissimo attacco. No, comunque stiamo reggendo bene la posizione. È vero anche che non è che abbiamo grandi idee di attacco. Qui, per esempio, questa donna dobbiamo rimetterla in gioco. O troviamo qualche modo per rimetterla in gioco. Tipo, che ne so, tac, tac, oppure tac, tac, tac. Cioè dobbiamo rimetterla in gioco perché qui non sta facendo veramente un tubo. Donna di 3, infatti mi piace donna di 3. Donna di 3, donna di 3. Ora si può fare cavallo G4. Sai che il cavalluccio va bene qui perché difende qui da vari sacrifici? Cavallo G4 adesso, minacciando questo pedone. Cambio. E se invece si ritira, cavallo G4 anche non è male. Donna di 3 o cavallo G4? Cambio di pedone, dite. Donna di 3, dobbiamo riattivare la donna, ragazzi. Cioè non stiamo proprio giocando con la donna. Donna, escila. Grande Antonio, donna di 3. E cambio e poi cavallo di 4, cavallo di 4, poi andiamo il pedone al centro. Donna di 3. Vai, donna di 3, ragazzi. Vai. È stata una partita più tosta di queste. Donna C5. Donna C5, scacco. Donna C5, scacco. Vediamo se ci spostiamo, ci pariamo, ci spostiamo in vista di... spostarci io la vedo bene, più che, anzi anche perché pararci non possiamo neanche. Che pararci non possiamo neanche. E chiaramente non andrei sotto l'attacco della torre, ma andrei in H1. Ma questo è proprio, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Re H1. Oh, questa torre maledetta, torre dietro in E8. Sta facendo pressione sul nostro pedone che potremmo anche, vediamo se ci conviene cambiarlo, se cambiamo il pedone. Vediamo un po'. Non è qui, questo è protetto. Non ci sono sacrifici dietro. Pedone B4 mi dici, pedone B4, pedone B4, A4, questa secondo me è peggio, è meglio B4, però è in caso di questa chiaramente catturare e bloccare un po', non è male B4, non è male B4. Torre E2 mi dicono dalla regia, torre E2 con l'intento di buono di proteggere questo pedone. Torre 2 è buona, torre 2 è molto bella. Donna E2. Mi piace più torre 2. Ragazzi, B4 a questo punto o torre 2?
B4, torre 2, E2, E2. Torre F2. La torre F2 viene presa dalla donna. Torre 2. Cavallo F1 probabilmente per entrare in gioco. Torre 2. Dai, andiamo di torre 2, ragazzi. Torre 2. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Teniamo conto che abbiamo tutti i pezzi su case bianche, lui c'ha l'alfiere campo chiaro. Teniamo in mente questa cosa qui, Allora, questo è giusto per dire. Ok. E lui ci gioca Vum. Donna in E7, raddoppio. Io spero che qui dietro voi la vediate, la torre. Aspetta, la sposto un attimino. Torre, donna, alfiere. Allora, questa idea, probabilmente per andare sull'ala direi velocemente, vediamo un pochettino come possiamo poi reagire a questa situazione che sembra molto di stallo. Sì, gioca strano, ma sai cosa? Che i computer non giocano come gli umani, quindi fanno sempre un po' mosse particolari. Pedone G3, no, pedone G3 non la farei mai, ragazzi. Questi pedoncini qui stanno bene così. Stanno bene così. Torre F1, donna E3, torre F1 dice enigmista, però torre F1 lasciamo un pezzo indifeso così. Ciao Francesco, ciao, adesso fra mezz'ora in qualche modo dobbiamo finire. Cambia i pedoni, donne 3, pedone in A4, pedone e poi C4, cavallo G4, ancora cavallo G4, cavallo G4 cavallo G4, cavallo G4 minacciando il pedone, giustamente, e lui ce lo cambia, ce lo cambia, entra con la donna. Vabbè, oddio, questa torre non è che fa tanto da qui. Se fa il cambio, a noi non ci va tanto male, onestamente. Se non cambia e gioca, non so, qualcosa di questo tipo, non è male cavallo G4, ragazzi, È sempre una mossa che è lì pronta per essere fatta. Cavallo G4, cavallo G4, cavallo G4. Cavallo F1 e farlo tornare in gioco, e in che modo poi può tornare in gioco, Gabri? Attento che sacrifica l'alfiere per liberare la colonna G. Ma non sembra pericoloso cavallo G4, Se cambio i pedoni, all'alfiere il pedone sotto. No, purtroppo no. Donne 3 per portare scompiglio sui pedoni. Ah, vogliamo andare qua? Voi dite che siamo al sicuro. Donne 3. E in caso di cambio però? Qui bisogna andare di torre. Allora ragazzi, decidiamo, altrimenti si fa veramente lunghissima. Raddoppio di torri, cavallo G4, cambio addirittura del pedone, scegliamone una. Cavallo G4 non mi dispiace. Torre 3, raddoppia, dice Francesco, cambio di pedone, cavallo G4, cambio il pedone, torre 3.
Ascolti a papà, avremo i pedoni o torniamo tutti su. Andrea. Ma ragazzi, cambio. Nel G4 ora non perde il pedone come prima. Cavallo G4, raddoppio e la mano va a prendere. Ragazzi, c'è una responsabilità immensa. Ditemi voi, raddoppio le torri, cambiamo, attacchiamo la donna, vi piace il raddoppio? Raddoppio, dice Francesco. Ragazzi, cambio, torre C1, no, niente, nessuno è per il raddoppio. Andiamo di cavallo G4? Torre 1 è molto buona, Andrea dice. Sì, anche io penso sia buona. Proprio torri meglio di cavallo G4. Va bene, va bene. Cavallo, guarda quanti cavallo G4, ragazzi. Ragazzi, vado, non mi interessa, io vado, via, bam, ho scelto. Tac, cambio. E ora direi un bel cambio di torre. Vediamo un po' se la torre ci può essere d'aiuto, se di pedone, di donna direi di no. Così a prima vista direi torre, senza neanche pensarci un attimo. Vediamo se c'è la gavola da qualche parte. Torre, alfiere e potremmo prendere la donna volendo, però ce la sentiamo di giocare senza. Presa di torre, prendiamo di torre ragazzi. Torre? Si va di torre, ragazzi? Sì, vai. Meglio torre per non lasciare il pedone isolato. Sono d'accordo, vai. Bam. Torre di 8. Torre di 8 minacciando la regina. Che dove la piazziamo? Allora, possiamo metterla in raddoppio. Adesso vediamo se è meglio E2 o E3. E2 o E3. E2 o E3. Vediamo un po' qual è la migliore. E3 con l'idea di tenere questa diagonale. E2 per tenere meglio le entrate qui. Ditemi voi. In E3. Donna E3 per andare in B7. In E3. Vabbè dai, andiamo di donna in E3, Ci prendiamo le case scure? Vai, donna E3, andata. Giustamente, cambio e ora, per coerenza, direi di cambiare di donna. Siete d'accordo? No, non ho impostato nessun handicap. Gioca a 2002 di forza. Vai, di donna. Torre in D5. Torre D5. Torre D5 difende il pedone e vediamo un po' se l'idea è anche quella di difende il pedone e probabilmente tac. Vediamo un po'. Innanzitutto sto cavallo se
vale la pena rimetterlo in gioco. Allora, tutti con C4, c'è qualcosa di bello in C4? C4, pedone, siete sicuri ragazzi? Siete sicuri sia una buona mossa C4? Non mi piace per niente. Cavallo G4 finalmente, cavallo C4 ma va bene, penso anch'io che va bene. Pedone F4 qualcuno ha consigliato, fatemela vedere. Pedone F4, vediamo se è forte pedone F4 ragazzi. Pedone F4, c'è qualche controindicazione a pedone F4? Mi sembra di no, mi sembra molto carino. Pedone F4, F4 è buona, eh? Cosa può fare dopo F4? Questa? Ci fa paura l'entrata? Sapete che F4 è buona? Questa era qui. Allora ragazzi, che cosa stavamo dicendo? F4 oppure usciamo di cavallo da qualche parte? Decidete, F4 o cavallo? Ditemi, F4 o cavallo? F4, F4, cavallo, F4, cavallo, cavallo, F4, cavallo, F4. Eh sì, F4 si massacra. Vai ragazzi, in qualche modo sta cacchio di partita deve finire. Il cavallo uscirà dopo in F3. Si va? Via, F4. Raddoppio. Allora, non gliene frega niente di questo peone, entra in settima o entra in ottava, in questo caso seconda e prima, ci fa qualcosa? C'è qualcosa che non vediamo ragazzi? Ah, tra l'altro quella donna qui supporta anche questa, c'è anche questo, e questo è carino, eh? Questa è carina ragazzi. Questa è carina carina. Non è bella come situation, ragazzi. Il peccato è stata un po' l'idea. No, cavallo F3. Oh, cavallo F3. Cavallo F3. Attacchiamo ancora di più. Teniamo l'entrata in seconda. Se fa il sacrificio, prendiamo e questo qui è tenuto. Cavallo F3 potrebbe essere buona, eh? Non è ancora finita, ragazzi. Non è ancora finita. F3. Cavallo F3, dai. Cavallo F3, ragazzi. Donna C2 mi dice qualcuno. Donna C2 per evitare entrate, però donna C2 c'è questa, che non è bella per niente. Cavallo F3, mi piace. Cavallo F3. Si va, ragazzi? Cavallo? Lo usciamo? Usciamo. Cavallo F3, via. Via, ragazzi. Andiamo, via. Bam. Cavallo F3. Ditemi che non sacrifica qui che mi sta sulle balle. Ditemi che non sacrifica. Da 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 da. Torre entrata. Adesso non è un problema. Per ora non è un problema, ragazzi, perché noi non siamo costretti a catturare. Non siamo costretti a catturare. Vediamo un attimino cosa si può fare. Se catturiamo, cattura e andiamo sulla casa nera e in teoria siamo al sicuro, no? Che cosa ci fa una volta che andiamo sulla casa nera? Cosa ci può fare? Niente.
Quindi in realtà anche la presa non è proprio un problema in nessun modo. Possiamo addirittura anche giocare la cattura, minacciando anche la donna. Tac, alfiere, tac, tac. Boh, anche catturare non è male, cambiare le torri, ragazzi, ditemi voi. Cambio le torri e poi il re va nella casa nera che dovrebbe essere al sicuro per un bel po', oppure catturiamo questo pedone. A questo punto mi viene da dire con il cavallo. Cavallo, cattura, vediamo un attimino prima che scacco, donna e non ci sono cose allarmanti onestamente, no, non ci sono cose che fanno molta paura, Forse possiamo catturare, ditemi voi ragazzi, catturo o cambio la torre? Catturo? Catturo il pedone? Catturo di cavallo? Vado? Catturo di bestia? Vai. Donna di 13, dopo la cattura donna di 3. Ah, nella posizione di prima. Quindi se io catturo, abbiamo detto. Ok, no dai, si cattura. Si cattura. Vai, andiamo. Non ci sono, ragazzi, non ci sono sacrifici, fatevi vedere, non ci sono sacrifici. Tac, sacrificio, perdi la donna. Tac, scacco, tac, sacrificio, perdi la donna. Ok. L'ho giocata, ragazzi. Donna di 5. Oh, abbiamo l'opportunità, ragazzi, siamo con un pedone in più. Abbiamo l'opportunità di cambiare le donne. Cambiamo le donne, entra con l'alfiere. No, non entra con l'alfiere. Cambiamo le donne, ci prende la torre, con scacco. Donna e 2, vediamo un po'. Donna e 2 non mi sembra male. Donna e 2, ditemi cosa ve ne pare di donna e 2, ragazzi. Donna e 2, sì. Donna e 2, fatemi un po' ragionare. Lui fa questa. Niente, semplicemente prendiamo qua. Donna e 2, ragazzi. Ditemi se donna e 2 vi piace. Ah, voi dite di schiodare la torre. Anche questa è una buona mossa. Re H2. Re H2 o donna? Ragazzi, cosa facciamo? Dopo donna e 2 c'è il sacrificio di alfiere. Fatemi vedere. Ah, cazzarola, sì? Sì, c'è il sacrificio di alfiere. Bravo, chi è che l'ha detto questo? Chi è che l'ha detto questo? No, non, l'ho perso. Però cazzo è vero, C'è la donna, sacrificio di alfiere, con donna e 2. Quindi donna e 3 per difendere il sacrificio d'alfiere. Donna e 3, mamma mia, questa è bella, Questa è bella. Donna e 3 o alfiere in H2.
Riformuliamo, donna E3 o re in H2, scusate. Re H2 mi dicono, re H2, re H2, sì dai ragazzi, re H2 mi sa che... C'è da dire però, c'è da dire che re H2, aspettate un attimo, re H2, tac, tac, e qui c'è la torre che si gioca ai nostri pedoni, Cioè, questo è un massacro, questo è un massacro. Questo è un super massacro, ragazzi. Re H2 è un massacro. Cavallo D3 e scambi tutto. Cavallo D3, ragazzi. Carino. Però poi no, non mi piace, non mi piace, sono troppi tatticismi. Pedone F5. Questo cavallo, secondo me, deve essere sostenuto. Donna C2. Re H2. Enrico dice che Re H2 è la migliore. Vabbè dai, andiamo di Re H2 ragazzi. Re H2. Cambio, chiaramente prendiamo la donna, no? Vado, Ok. Attenzione, vuole andare a promozione, sta cercando di creare un pedone passato. Attenzione, attenzione ragazzi, questa è bella. Ok, ok, vediamo un pochettino come possiamo rispondere. Possiamo fare qualche attacco di scoperta che sia vincente da qualche parte? G4, G4 gli metti sul piatto d'argento questa. Cavallo C6, con lo scopo di B4, C4 Andrea dice, C4, e in caso di questa possiamo scendere, in caso di questa, in caso di questa, in caso di questa voglio C4. C'è cosa si può fare una roba di questo tipo? Per forza? No, dai. Torre 2, mi sembra buono anche me. Pedone qua. Torre 2, ora se lui gioca così noi andiamo ad incastro. Abbiamo questa debolezza qui. Però finché c'è il cavallo qui, lui non può entrare. Ragazzi, torre 2, come mi state consigliando, credo sia la migliore. Dite voi. Torre 2 per impedire il gioco in settima traversa. Cavallo D7 dice qualcuno, cavallo C6, cavallo e mangia l'alfiere. Ma il problema è che non va sempre così, ragazzi. Torre 2, dai ragazzi, torre 2 è la più convincente, secondo me. A parte che la torre era qui, la torre era qui. Gioco torre 2, non vedo niente di... Se lui fa così, noi incastriamo, dai. Torre 2.
alfiere. Probabilmente lui vuole, non vede l'ora che noi cambiamo il cavallo, ma ragazzi, noi sto cavallo da qui non glielo daremo mai. Cioè, il cavallo è troppo forte, questo cavallo che abbiamo noi è troppo forte lì, ragazzi, è troppo forte. Quindi ci deve rimanere. E questo cavallo evita, no, questo cavallo è troppo forte, troppo forte. Che facciamo, ragazzi? Pedone C4? No, io aspetterei che faccia lui cose di questo tipo per giocare all'incastro. Se gioca 6, e lui vuole creare il pedone passato, con la solita tecnica del Kaiser. G4 ora si può giocare, G4. G4 ora si può giocare. G4 è carino. H4, F5 Simone, F5 è carina anche F5. Sapete che F5 è molto carina? No? F5. Minaccia le entrate, l'alfiere non può più entrare qui, non può entrare qui, ma chi se ne frega. E poi G4. Carina. Ragazzi, F5 subito o G4? Noi tra l'altro dobbiamo trovare il modo anche poi di andare un po' al centro della scacchiera con questo re, perché il suo riesce ad andarci in poche mosse. Se noi abbiamo il re nell'angolino, non so quanto resistiamo. Prima G4, ragazzi. G4 F5. G4. G4. G4, vai, G4, andata. Bam. G4, fatemi vedere se ci sono controindicazioni. H5. No, va bene, G4. E giustamente lui inizia a venire al centro col suo re. Ecco, ora o giochiamo subito F5, però 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2. E noi invece abbiamo 1, 2. Quindi se giochiamo 1, 1, 1, 1, 1. Ragazzi, subito F5 o ci accentriamo un pochettino con il re? Ah, cavallo di 7, no, cavallo di 7 c'è la torre, purtroppo. Re G3, ragazzi? Re G3 subito? Se sposta il re, scacco di scoperta e perde la torre. Aspetta. Re G3. La torre non può venire qui perché c'è il cavallo. Re G3. Re G3, ragazzi. Bellissima Re G3. Vai. C4, ce l'ha fatta lui. C4 ce l'ha fatta lui. Io andrei ad incastrare i pedoni. Incastriamo i pedoni. Sacrificio e ci facciamo il pedone passato, quindi non può farlo. Incastriamo i pedoni, catturiamo. Io incastrerei i pedoni, non mi sembra che ci siano controindicazioni, questo pedone è tenuto dalla torre. Incastriamo, ragazzi, B4? Sì, B5, no, B4, sì. Vai, si incastra. Bam.
e la torre attacca la nostra debolezza, che però possiamo difendere noi, giusto? Ragazzi, mi sa che non abbiamo visto che se ora noi difendiamo con torre c'è questo. Attacco doppio. Ragazzi, mi sa che non abbiamo visto una cosa importante. C'è un rimedio a tutto ciò? C'è un rimedio, ragazzi? Vediamo un po' se riusciamo. Vediamo se ci accetta la patta, si può? No, non si può. Torre di 2. Torre di 2. Il fatto è che ci fa scacco anche. Cavallo di 7 scacco. Poi cavallo di 7 scacco, il re è costretto a indietreggiare. Ragazzi, qui ci prende con scacco e poi sti pedoni vanno giù. Ragazzi, mi sa che l'abbiamo persa su sta cavolata qua, su questa debolezza che noi facciamo conto che non ce la poteva attaccare, però ce la può attaccare anche da qui. Cazzarola. A parte che siamo sopra di un pedone, siamo sopra sull'ala di re, quindi è qui che dovremmo attaccare. Qui siamo pari, anzi, qui adesso perdiamo il pedone. Dobbiamo fare questa, ragazzi. Scacco. E poi questa. Tanto lui ha già fatto questa e questa. Tiene il pedone e ci attacca quest'altro. Non lo so ragazzi. Torre E4, torre E4 con l'idea di re. Cosa facciamo? Re F3. Scacco, il re va lì e poi questo cavallo, questo, torre qui, non so ragazzi, torre B2, torre B2 è troppo remissiva, torre F3, torre 3 per tenere questo pedone, giusto, no? Così questo fa così, ce lo cattura. Sì, dai, forse questa è la migliore, ragazzi. Forse questa è la migliore. Torre qui. Forse questa è la migliore. Ditemi se vi piace. Torre in E3 e poi il nostro famoso scacco. Credo che sia la migliore. Mi piace torre 3? Questo pedone è troppo importante. Torre 3, pedone G5, prima scacco. Tanto lo scacco. Te dici che con torre 3 lui intanto viene qua. Anzi, se viene qui possiamo fare un doppio scacco con qualcosa di figo. Tac. Se viene qui, no, non può venire qui, c'ha gli scacchi di scoperta. Vai ragazzi, torre E3. Torre A1 ha giocato per attaccarci il pawn.
A questo punto direi che di fare il nostro piano, no? Scacco. Qui ragazzi c'è poco da fare, o facciamo questo o moriamo direttamente. Tra l'altro non ho capito perché non ha fatto questa. Cioè, vuoi dire che... Vabbè, va bene, facciamo questo, va bene così. Cavallo di 7, scacco, re in G8, e mo? Torre 2 di nuovo, così lui ci fa questa di nuovo, e noi possiamo fargli questa. Carina. Carina, ragazzi. Torre 2 carina. I pezzi stanno così. Torre 2, Torre 2, si va? Pedone G5 dice qualcuno. E dai, mi sembra buona Torre 2. C'è G5 dice qualcuno, sarebbe anche la solita F5, però insomma dai, sembra buono. Cavallo B8 è troppo passiva. Lo so, è passiva, ma nel senso che dopo se... Cavallo qui, il cavallo poi non riesce a tornare in gioco velocemente da qui. Scusate. Torre 2. Torre 2. F5, guarda quanti dicono F5. Torre 7, cavallo prima torna. Torre 7. Torre mangia il pedone in C3 da scacco. Quindi la posizione ora è così. Noi dicevamo torre 2 e questo ritorna un'altra volta. E noi facciamo così. E lui alla fine... no, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Perché prima filava tutto liscio. Torre 2, tac. No, questo non lo possiamo perdere, ragazzi. Non lo possiamo perdere quel pedone. Cioè è meglio perdere questo che perdere questo. No. Torre 2 no. Mi interessava Torre 2, ma... Facciamo F5? Andiamo all'attacco? F5 con l'idea di andare un pochettino... Vi piace F5? F5? Si fa F5, ragazzi? Mi piacerebbe pattarla, ma non so se il computer la patta. Ragazzi, questa diretta sta durando da 2 ore. Penso sia la diretta più lunga di YouTube. Dai, ragazzi, F5. Ah, la torre è qui, cazzarola, aspettate. La torre è qui. E questa è qui. La posizione attuale è questa, prima che facciamo cavolate. La posizione attuale è questa. F5 ragazzi, F5 buonanotte, F5 perdiamo il pedone e amen. Tanto siamo sopra di un pedone, F5 buonanotte, via, F5. Chiaramente si è guadagnato il pedone. E adesso per essere coerenti col piano dobbiamo re. Dobbiamo andare un po' da qualche parte con questo re. Io dico re in F4. Ditemi voi.
F6 dice qualcuno, re in F4, sì, F4 secondo me è buono. F6 liberiamo il suo re, perché dopo F6 cambio, poi il re può passare anche da lì sopra. Torre in E2, no, torre in E2 purtroppo non si può fare. Vai ragazzi, re F4, re F4. C'è da dire che ora lui può attaccare qua, e siamo costretti a ritornare. Però dai ragazzi, che si deve fare? Quindi re F4. G5 scacco. G5 scacco. Ragazzi, qui abbiamo una manna dal cielo. Qui non facciamoci ingolosire. Guardate che bella che è questa. Guardate che bella. Qui possiamo entrare. Qui possiamo, se ce la giochiamo bene, possiamo riuscire anche ad entrare. Guardate che bella che è. Io qui non prenderei, almeno, così è distinto, Andiamo in E5 ragazzi, o in E4. E5, E4, scacco, torre qui, torre re E5 o E4. Io andrei con re in E5. E5, prende in passante, ma la presa non mi convince onestamente. Qui ragazzi, qui abbiamo un pedone passato, questo è un pedone passato. Darlo via, no, questo è un pedone passato, troppo forte. Re E5, vai ragazzi. Re E5. Tac. Andrea, se non prendi non mi guardo più tu lì. Torre di 2, giustamente, giustamente. Ok. Dove andiamo ragazzi con sto cavallo? Andiamo a dare scacco, secondo me non serve una mazza, possiamo andare qui, attaccare il pedone, Cavallo in C5? Cavallo in C5 è buona, Cavallo C5, F6 dice qualcuno, F6 è anche buona, ma tac, gli liberi questa. Questo qui deve fare da guardiano all'alfiere. C5, cavallo C5, torre, ma non ci sono cose particolari. Cavallo C5, siete tutti d'accordo ragazzi? Sul cavallo C5 dice che c'è l'alfiere, che poi va, ma non è un problema importante. Cavallo C5 ragazzi. Giusto, no? Cavallo C5. Dico di no, c'è qualcosa che non va un cavallo C5, ragazzi? Cavallo C5, c'è qualcosa che non va. Cavallo F6 copre il re dall'entrata di torre. Cavallo F6. Cavallo B8, cavallo F6. Insomma, mi piace cavallo F6. Torre D5, cavallo B6. Re F6. È così bello, ragazzi. È così bello questo cavallo qua. Voi lo volete mettere qua.
Il problema è poi da qui che cosa fa? Cioè io da qui, purtroppo, non avendo preso in passaggio, non posso neanche, cioè, se il re inizia ad andare qui, questa colonna è occupata dalla torre, non posso andare di qua perché c'è il pedone, non posso dare scacchi, cioè, questa secondo me è proprio sbagliata. E il re è qua. Cavallo C5, ragazzi. Vai. Re in G7, re in G7, ottimo, con le G7 vediamo se vale la pena dare scacco oppure no. Beh, io direi di prendere il pedone, credo che sia la cosa più bella che possiamo fare in questo momento, ragazzi. Giusto, no? Sto perdendo qualcosa? Se facciamo scacco, con lo scacco in realtà non guadagniamo. Io penso che questo bisogna prenderlo. Penso proprio di sì. Lo si prende, ragazzi? Dai, è troppo bello questo pedone. Tra l'altro è l'unico che ci può rompere le balle in questa situazione. Ora siamo con i pedoni pari, così ritorniamo in vantaggio del pedone. Questo è solido perché su casa nera l'alfiere non ci arriverà mai. Questo può essere un problema, ma tanto qui abbiamo la maggioranza e abbiamo il pedone passato. Cosa facciamo, ragazzi? Qui mi dicono di non prendere il pedone, non prendere assolutamente. Quando ci serve, prendi il pedone in A, perdi il pedone in H. Guarda, torre di 5. Torre di 5 la vedo sì. Torre Versailles in D5. Eh sì, la stiamo vedendo, torre di 5. Poi lui ti fa torre di 3. Sì, è vero, avete ragione. E poi con alfiere D5, scacco, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ragazzi, ascoltiamo sempre a papà. Andrea è la voce della verità, ragazzi. Sua vera minaccia è torre di 3. Eh sì, eh sì, eh sì, avete ragione. Stavo per fare la cazzata. Avete ragione, ragazzi. Tanto mi fa male il collo di bestia a stare in questa posizione. Ah, che mal di collo. Allora, quindi che si fa, ragazzi? Se in D5 che si fa? Che facciamo, ragazzi? Questo pedone è troppo bello qui. Questo cavallo abbiamo detto che deve rimanere qui. Questa torre deve rimanere qui per proteggere entrambi. La mettiamo qua? Torre F3, così non muoviamo nulla, è tutto uguale. E in più in caso di scacco possiamo andare poi con re da quest'altra parte della scacchiera. Mi piace, torre F3. Re. Oh cazzo, no, non ce la faccio più. Re e 4 dite. Torre F3, re e 4. Quale delle due?
Cavallo E6 mi dicono. Correntro in F6. Correntro in F6. Purtroppo, come dicono gli altri, la minaccia di torre qui è troppo importante. Cavallo E6. Cavallo E6. Scacco, adesso si sposta, noi entriamo. Cavallo E6. Il re si sposta da qualche parte. Noi entriamo. Torre. Cambio. Tac. No ragazzi, è un casino allucinante. Dove sei tu? Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui e tu sei qui. Re 4, mi dicono che dalla regia c'è questo. Questa è forte. Re 4, minaccia su torre, cavallo 4, re 4, scacco col cavallo, sposta il re e avanzi di pedone. Re 4 è la migliore. Ciao Daniele che ci guarda dal Piemonte. Il cavallo deve difendere la casa dei tre. No, lo penso anch'io che il cavallo deve stare qui. Cavallo 6 è la migliore, F6, cavallo 4. Ragazzi, che si gioca? Non ho idee. Sono a vostra disposizione. Non ho proprio idee, ma proprio di nessun tipo. Calcoliamo cavallo E6? Cavallo E6. Cosa succede dopo cavallo E6? Scacco. E poi? Cristian, vuoi sapere troppe cose? Sì, certo, sono io. Cavallo F6, scacco. Questa, ragazzi, è un... Cosa ci facciamo di questa qui? Tac. E tu te ne vai via. Re F6 e poi... Come me la cavo da qui, ragazzi? Una volta che sono in questa posizione qui, come me la cavo? Il problema è che lui non prende d'alfiere. Non penso prenderà mai d'alfiere. Ma non penso che prende, ragazzi. Cioè, non gli conviene prendere. Cioè, noi dobbiamo cercare la mossa più forte per lui. Muovi il pedone e non il re. Muovi il pedone e non il re. Boh, ragazzi. Non lo so. Cioè, non mi piace questo, per niente. Scusate, ma... ma non capisco dove si va a parare. Cavallo 6 e poi mi dicono cavallo D4. Dov'è D4? Sono totalmente in botta. Cavallo D4. Ma cioè, non so. No, il cavallo lo lasciamo qui. Ragazzi, facciamo una mossa di attesa, ma di quelle belle e tutti sono contenti. Tipo torre F3. Facciamo, ragazzi, se no qui non andiamo più avanti.
torre F3. Torre D5, e qui penso che non ci sia molto da dire. Giusto, sì. Torre in D2 di nuovo. Adesso c'è la minaccia di questo. Ragazzi, adesso minaccia questo, Minaccia questo, dobbiamo togliere la torre. Se mettiamo la torre qui, siamo così. Com'è questa? Sembra buona? Torre qui? Torre qui? Torre qui sembra promettente. C'è qualcosa che non vedo? Ragazzi, ditemi se c'è qualcosa che non vedo con torre in E3. Torre 3 va bene, no? Adesso, torre 3, perché si minaccia questo. Rimettere il re in E5, sì, possiamo provare. Re in E5. Ah no, re in E5, c'è questo. No, c'è questa no, che cacchio dico, c'è il cavallo. Re in E5, possiamo provare. Ragazzi, re in E5 di nuovo, provando la patta. Torre 3, torre G3, ditemi voi. Torre G3, patta per ripetizione, H4, Antonio dice, no, troppo rischiosa. Torre E3. Oh, tutti con pedone F6, ma il pedone F6 è... non lo so. Torre 3, dicono dalla regia. Torre 3. Torre 3. Torre 3, Vediamo se c'è qualche trucchetto del cavolo che mi sta sfuggendo in questo momento. No, sembra di no. Torre 3 è buono, ragazzi. Si va di torre 3? Però, ragazzi, aspettate, torre 3, il re qui. Se facciamo subito il re qui di nuovo. Ragazzi. Dai, così magari ci prendiamo la patta, andiamo tutti a dormire. Re 5, ragazzi. Il motivo per il quale non va bene F6, il motivo, almeno quello che penso io, è che andiamo a mettere un pedone su casa nera e quindi non ci permette entrate di re in futuro qui. E in più permette all'alfiere di entrare con molta facilità. Cioè questo alfiere ora è inattivo per via di questo pedone e di questa catena di pedoni. Certo, può entrare qui in qualche modo, eccetera, eccetera. Però questo pedone qui ce lo dobbiamo giocare, secondo me, solo quando è preparato bene. Re 5, ragazzi, va che si fa ripetizione, va? Re 5. Giusto? Se fa scacco qua, noi ce ne andiamo.
Re 5 ho giocato, ragazzi, ho giocato Re 5, ha giocato torre in D1. Torre in D1, torre in D1. Boh, ragazzi, è patta, dai. Cioè, non c'è poco da fare. Torre D1, che lui sta prendendo un attimo tempo. Con F6 e scacco l'alfiere non può muoversi. Volete dare scacco, ragazzi? Mai. Ma in realtà, secondo me è totalmente pazza sta roba qui. Potremmo rigiocare tranquillamente torre qui, ma proprio tranquillo. Pedone F6, no ragazzi, pedone F6 non lo giocherò neanche morto. Pedone F6 non va fatto adesso. Non va fatto adesso. Cioè, perdi ogni possibilità di entrare. H4 non mi piace, cavallo E6. Cavallo E6 può essere preso in considerazione. Però poi cosa succede? Che dobbiamo ritornare qui per impedire sempre questa. Quindi boh, ragazzi, non so. Cavallo 6 poi lo sacrifichi in G5. Carina come idea, però poi non abbiamo più il cavallo che protegge qui. Re 4 e mangi a 6. Purtroppo Re 4 c'ha questa qui, non si può fare. Il cavallo deve stare lì, ne sono convinto anch'io, ragazzi. È patta, dai, ragazzi. È patta perché torre 3 o torre F2, torre G3. Cioè io non me la sentirei di... sarà che il finale non è il mio punto forte del gioco, ma non me la sentirei di rischiare ancora. Qualcuno suggerisce di catturare qui. Patta, dai ragazzi. Faccio l'ultimo tentativo, questo qui lo faccio di mio. Allora ragazzi, vi metto poi in un commento sotto questo video, una volta che sarà pubblicato, la notazione delle mosse, così potete anche analizzare poi voi per conto vostro, va bene? Quindi abbiamo giocato, come dice giustamente Luca, abbiamo giocato 2 ore e 28 per finire patta, però sono molto felice ragazzi, allora, a parte siete stati bravissimi, avete detto cose fantastiche, avete visto tatticismi che non avevo assolutamente visto e cose varie, quindi bravissimi, e in più pareggiare contro un computer settato a 2002, è vero che siamo in tanti, siamo attualmente 243 online, ma è una cosa veramente incredibile ragazzi, quindi va bene così, io non forzerei ulteriormente, anche perché siamo già alle 11:50. Se vi piace questo format possiamo programmarne altri di partite di questo tipo, a me è piaciuto tantissimo, penso di aver imparato tanto grazie anche a voi e penso che anche voi potete imparare anche i consigli che danno gli altri, no? Capire quali sono le varie cose, penso che sia un modo molto carino per imparare anche divertendoci. Vi ricordo che c'è sempre la nostra accademia di scacchi online, academy.matoscacco.com. Facciamo ragazzi le ultime mosse a cacchio di cane per essere... Ma sì, allora, è patta, che lo sappiano tutti, questa è patta. Adesso giochiamo a cacchio. Vai, giochiamo a cacchio, qualsiasi cosa accade, va bene. Ok, qui che cosa... No, questa è sbagliata, ragazzi. Questa è... Io ritorno qua. Lui ritorna qua. Ragazzi, fatto.
Proviamo a fare invece quello che dite voi, visto che siamo ritornati alla stessa situazione. Facciamo cavallo e 6, vediamo cosa succede. Cavallo e 6. Ha catturato. A questo punto catturerei di re. Catturerei di re, giusto? Così poi supportiamo il pedone per la promozione. Catturo di re. Torre qui. Re qui. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam, ta-dam. Ta-da-da-da-da-dam. Ta-da-da-da-da. Facciamo una gara a chi arriva prima, ragazzi. 1, 2. Però prima ti devo catturare qua. Prima devo catturare qua. Tac. E tu giustamente fai questa. 1, 1, 2, 2 e arriviamo insieme. Guarda che carini che siamo. 1. E ora tocca a te. Tu giochi questa. Io gioco chiaramente questa qui, mi prendo la donna. E tu giustamente mi giochi questo. Ok. Niente, raga. Io qui do scacco. E niente, patta per ripetizioni. Qui non ho modo. Vediamo se faccio questa. Vediamo se faccio quella. Se faccio questa, tu che cosa puoi fare? Puoi fare questa. Ragazzi, è patta, dai. Cioè, non... è patta questa. Tac, per dare il matto qui. A parte che puoi dare scacco. Vabbè, dai, proviamo. Chi se ne frega, tanto ormai siamo alla fine. Ah, già, è vero, c'è anche questo. C'è anche, dato che la donna è qua, c'è questo. Va bene, dai, chi se ne frega. Donna di 8, ci piazzo davanti la mia donna. Scacco. E così addirittura finire che la perdiamo. Vabbè, qui non può catturare, sì, può catturare il pedone. Sì. Scacco. Ha spostato la donna qua. Ragazzi, dai, è lunga. Ragazzi, grazie per essere stati qui fino alla fine. Abbiamo visto che alla fine, insomma, ci sarebbero volute altre 2 ore probabilmente per riuscire a cavare il ragno dal buco. E il problema è riuscire a scambiare le donne. Ragazzi, grazie ancora, ci vediamo alla prossima e vi metto, una volta che il video è caricato, vi metto l'annotazione in un commento, in modo tale che se volete potete prendere la partita e analizzarvela per conto vostro. Grazie mille di essere stati qui, buonanotte a tutti.